del torneo. Esatto. Anzi, della partita. Jannik Sinner vince l'Australian Open 2024. È tutto vero, Barbara? Sì, è tutto vero! Un italiano torna a vincere un torneo del Grande Slam quasi 48 anni dopo Adriano Panatta nel singolare maschile. Partita fantastica per me. Buonasera a tutti. Copertina d'obbligo questa sera per Sinner perché ieri ci ha emozionato tutti. Ciao Gloria. Ciao Roberto, buonasera a tutti. Io non ho più parole, guardo questo video e mi emoziono. Cioè, mi sembra passata un'eternità, invece era solo ieri. Comunque avremo tempo di parlarne questa sera. Assolutamente sì. Salutiamo Giacomo e Luca. Buonasera. Bene, avremo modo di parlarne perché abbiamo una squadra che gioca in A1 da noi, che è il Circolo Club di Santa Margherita Ligure, che è presente, perciò tra l'altro hanno anche un componente che è Vavassori, che ha fatto il doppio, perciò grande tennis questa sera a Telepace Sport. Esatto, guarda, prima di fare il mio check solito sul calcio, vorrei fare un piccolo appunto su ieri sul tennis, che non ha tanto a che fare col tennis, ma con lo sport in generale, che è il discorso che ha fatto Sinner dopo la vittoria. Lui ha detto che da parte dei suoi genitori non ha mai avuto pressioni, ha sempre avuto tanta libertà, gli hanno lasciato molta libertà e penso che non ci sia cosa più bella che lasciare questa libertà ai propri figli. I miei genitori non mi hanno mai, diciamo, costretto o comunque spinto a praticare uno sport e spero appunto nessuno di voi che appunto è qui questa sera. Però ognuno deve proseguire nel proprio sogno e non c'è cosa più bella e appunto secondo me è veramente stato emozionante vedere Sinner vincere e vedremo appunto cosa potrà fare ancora, perché penso che possa dare ancora tanto a noi e a tutto lo sport in generale in tutto il mondo. Ecco, intanto vediamolo un po' in qualche foto. Luca, hai visto Sinner chiaramente tutta la mattina? Sì. No, la mattina no, perché avevo un altro impegno, perché avevo le gare di nuoto a Chiavari, quindi però poi quando sono tornata a casa poi verso l'una, poi ovviamente abbiamo seguito con la famiglia appunto il quinto set, che insomma è stato veramente emozionante, ecco, soprattutto perché ci avevano già riportato con la vittoria della Coppa Davis a quei tempi dei grandi successi del tennis italiano e che comunque si stanno riproponendo con la Coppa Davis, con tornei dello Slam e soprattutto, come diceva Gloria, Sinner ha 22 anni e sembra veramente destinato a essere il tennista più forte del mondo per parecchi anni, ecco. Ma tu che c'eri, più o meno emozionante dell'ultimo Slam vinto negli anni 70 da Panatta? Ma sai, a quei tempi non era come adesso che c'è la possibilità tramite i mezzi di informazione, i collegamenti con le varie TV di vedere cose in diretta, quindi erano periodi diversi, ecco, quindi non era così facile seguire il tennis, però poi c'erano i telegiornali dello sport, della RAI, che erano molto molto informativi a quel tempo e quindi si riusciva poi a seguire anche quello, ecco. Emozionante anche a quei tempi perché comunque Panatta era uno dei giocatori migliori del mondo e portava successi appunto al tennis, che insomma è uno sport che poi sull'onda di questi successi di solito aumentano il numero dei praticanti in maniera notevole, ecco, soprattutto a livello giovanile. Bene, Giacomo assomigli un po' a Sinner, questo volto giovanile di bravo ragazzo, è vero o no? Dai. Non lo so, ma lo prendo come un complimento. Bravo. Non gioca a tennis però? No. E vabbè, fai giornalista e sai questo volto. Ognuno il suo, diciamo. Assolutamente. Allora, andiamo... Facciamo il nostro quadro come ogni settimana sul calcio e anche come Sinner ha rimontato appunto il suo avversario, anche il Genoa ce l'ha fatta, ha rimontato il Lecce, è finita 2-1 la partita. E
Prima un rigore parato, poi i salentini passano in vantaggio, dopo la coppia Gudmundsson e Retegui diciamo, dimostrano ancora una volta di essere molto molto bravi nel loro lavoro, e Retegui l'ha messa dentro e poi l'ha chiusa Ekuban in semi rovesciata, una bella partita, 3 punti per Gilardino molto molto importanti. Per quanto riguarda la Serie B, anche qui abbiamo diciamo, un ribaltamento 2-1 per i sandoriani contro il Cittadella, le reti di Giordano e Ghilardi. Ottimo risultato anche per lo Spezia, che ha vinto 3-2 contro il Pisa, grazie alla doppietta di Verde. Per quanto riguarda invece la nostra Serie C, sono scese in campo appunto sabato le nostre squadre. Sestri Levante ha perso 3-0 contro il Pescara, mentre l'Entella si porta a casa un punto molto importante, pareggiando appunto 1-1 contro la Vispesaro, e il gol dei biancocelesti è quello di Tomaselli. Benissimo, allora andiamo in postazione e vediamo un pochino da presentare i temi di questa serata. Avete capito sicuramente tennis e calcio, ma non solo. Sono qua con noi gli arcieri del Tigullio, qua rappresentati da Stella Rossi che è istruttrice e Marcella Aquilano che è il presidente. Poi vi ho anticipato che parleremo di tennis, lo facciamo con Vittorio Manzone e Nicola Stassara, che sono istruttori del Tennis Club di Santa Margherita Ligure. Poi abbiamo una grande rappresentanza della Virtus Entella con tutta l'Under 13 Virtus Entella, appunto, qua è rappresentata dal loro allenatore Luca Laudisi. E poi abbiamo la rappresentanza della Lavagnese con Alberto Ruvo che è il mister, insieme a Giorgio Lionetto, centrocampista della Lavagnese, ieri che sono reduci una bella vittoria che è insomma, molto importante per quanto riguarda il campionato di Serie D. Un applauso alla Lavagnese. Farei una carrellata sulle prime file, poi come avete già visto ci sono diversi atleti nella nostra platea in sala questa sera. Esatto Roberto, allora dalla mia parte diciamo che abbiamo, come dicevi tu, l'Entella Under 13, quindi un grossissimo applauso. E diciamo un po' da me, un po' da Giacomo, abbiamo gli arcieri Tigullio, un applauso anche per loro. Sul lato sinistro, oltre alla mia parte di arciere, abbiamo anche il Tennis Club Santa Margherita Ligure. Poi salutiamo tutti i genitori che hanno accompagnato da Santa, dal nostro Tigullio, da Chiavari e i ragazzi dell'Under 13. Facciamo un giro così di conoscenza delle persone che sono qua insieme sul palco. Allora direi un saluto agli arcieri. Presidente Marcello, è una lunga storia, no? Questi arcieri del Tigullio. Noi nasciamo nel 1986 grazie a un manipolo di appassionati e poi pian piano siamo cresciuti, abbiamo avuto la possibilità di avere degli spazi dove poterci allenare fino ad arrivare a dei livelli, noi ormai abbiamo atleti ai massimi vertici, non dico da andare alle Olimpiadi ma siamo abbastanza vicini. Va bene, allora parleremo, tra l'altro avete portato qualche attrezzo e insomma c'è un'evoluzione anche a livello di attrezzatura, credo, in questi anni. È il classico arco olimpico, quello che viene usato, che verrà usato dalla squadra che fra l'altro ha già strappato 4 pass per le prossime Olimpiadi, quindi avremo un nutrito numero di atleti che si giocheranno i primi posti per il tiro con l'arco. Bene, allora Vittorio, come avete vissuto voi tennisti queste giornate, la giornata di ieri? Molto bene, dal punto di vista della vittoria di Sinner è per tutti un grandissimo piacere, sia per lui che è un bravissimo ragazzo, super giovane e se lo merita proprio.
a livello di movimento sicuramente vedremo un miglioramento, la gente si appassionerà molto di più al tennis, anche perché se ne parla di più nei giornali, televisione, social media, si parla molto più di tennis in questo periodo. Ecco, tra l'altro, Nicolas, avete, no? Vavassori che ha fatto il doppio. Esatto, ha fatto... Tesserato per voi. Esatto, ha giocato da noi la 2 quest'anno e la 1 il prossimo anno. Ecco, vediamo Esatto, e gioca da noi e ha perso in finale, ha fatto finale slam in doppio, che è stato per lui un risultato pazzesco e anche noi ne andiamo fieri di lui. Perciò, insomma, tutta Santa ha tifato tennis ieri. Sì. Esatto, ha tifato tennis, ma tutta Italia ha tifato tennis. Assolutamente. È bello che anche nel nostro comprensorio ci sia questo. Bene, tra l'altro ricordiamolo, voi siete saliti in Serie A1 proprio quest'anno. Esatto, grazie anche a Vavassori. Bene, dunque avremo modo da un po' farci raccontare. Invece parliamo un po' dell'Under 13, come presenteresti tutta questa bella squadra presente, Luca? Innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. La presenterai con molto orgoglio perché è una squadra di ragazzi che ci dà soddisfazioni immense come quella di ieri, perché siamo riusciti nell'impresa di battere la Juventus. È una squadra di ragazzi che vive il gioco con la giusta passione, con la giusta attenzione, con la voglia di crescere, con la voglia di migliorare ogni giorno, e quindi sono estremamente orgoglioso di poter lavorare con loro. È veramente una bellissima esperienza. Ecco, tanto li vediamo. Sì. Ecco, insomma, l'hai detto un po' così, però non credo che sia normale che la Virtus Entella, una squadra qua del comprensorio, riesca a competere con la Juventus. No, non è una cosa che succede tutti i giorni sicuramente. L'ho detta un po' così perché l'aspetto di risultato per noi è sempre un po' secondario a tutto quello che viene prima, ossia la crescita del ragazzo, la prestazione di squadra, il trasmettere dei valori importanti a livello sportivo e non, e quindi quello poi è il raggiungimento di una cosa finale, di un percorso finale che è solo una minima parte. Quindi certamente l'aspetto a livello societario è un sinonimo che tutti lavorano bene, perché vuol dire che si va nella direzione giusta se hanno confronti con società così importanti e si riesce a... Ecco, intanto vediamo i 3 collaboratori tuoi vicino, inquadrati, sì. Che così poi possono intervenire. Dalla sponda Virtus Entella andiamo a Lavagna per questo bel risultato. Pondonà e Val d'Aosta, vittoria in trasferta da Lavagnese, Cericola al 42esimo del primo tempo e il nostro Lionnetti qua che è vicino al 19esimo del secondo tempo. Le cronache dicono così. Alberto, tra l'altro, insomma, a Lavagna quest'anno c'è stato un po' di avvicendamento, sei stato un po' fermo anche tu, poi sei ritornato in sella con questa bella vittoria. Ricorderei anche il mister Ranieri che era qua, che non è tanto, nel calcio succedono queste cose, siete abituati, Alberto? Sì, certo. Enzo è stato il mio collaboratore prima che io andassi via, poi è diventato lui allenatore e poi sono ritornato io. Sono ritornato in un momento magari non troppo positivo, adesso c'è stata questa bella vittoria che era fondamentale per la classifica e per quello che era questo momento della Lavagnese, quindi è stato il primo passo, ma proprio il primo. Adesso abbiamo mercoledì con la Sanremese e domenica col Derthona, una settimana molto impegnativa dove speriamo di riuscire a portarci avanti quello che di buono abbiamo fatto ieri, perché sicuramente ieri è stata una partita non facile, in un campo difficile e una trasferta abbastanza lunga. Assolutamente. Tra l'altro Enzo rimane nell'organigramma della società, perciò è sempre insieme. Sì, no? sì, certo, l'ho visto anche oggi al campo. Giorgio, un flash sul tuo gol, le immagini non ce l'abbiamo dalla Val d'Aosta, ce le devi raccontare così cerchiamo di capire come hai segnato. Tra l'altro il gol della sicurezza, insomma 1-0, sì. 2-0, hai lasciato tutti più tranquilli. Sì, è stato il gol del 2-0 e ne ha attaccato l'area di rigore su un cross che arriva dalla sinistra che ha attraversato tutta l'area di rigore, poi la palla è stata presa dal mio compagno che l'ha rimessa dentro, la palla rimbalzava in area di rigore e l'ho girata in porta. Sono contento perché è stato un gol importante, perché appunto ha messo il risultato più al sicuro, era una partita troppo importante per noi, ci voleva una vittoria
Come ha detto il mister è il primo passo, ancora abbiamo subito mercoledì la Sanremese, domenica a Derthona e quindi siamo concentrati partita dopo partita per continuare a far bene. Bene, allora andiamo un pochino a vedere le prime file che poi... Andrei subito dall'Entella, da Simone Boggiano, il preparatore atletico del settore giovanile. Simone, ci vuoi descrivere un po' come funziona appunto questo ruolo del preparatore atletico? Sì, buonasera a tutti. Noi ci concentriamo in particolar modo in due fronti, in due aspetti, un aspetto preventivo e un aspetto prestativo. Nell'aspetto preventivo, che riguarda appunto la prevenzione, noi cerchiamo di lavorare affinché i giocatori siano tutti disponibili a servizio del mister, e questo è fondamentale perché avere tutti i giocatori disponibili vuol dire avere diciamo più scelta a disposizione e più numeri per la squadra. Da un punto invece di vista prestativo si lavora in sinergia con il mister affinché ci sia questo aumento delle capacità di performance che poi portano diciamo, a cercare di ottimizzare poi la partita in fondo. Quindi si lavora su questi due binari che sono convergenti e devono diciamo, sussistere insieme. Ecco. Da quanto tempo lo fai? Da 4 anni, questo è il mio 4º anno nel professionismo e ancora prima nel dilettantismo. Grazie Simone. Un applauso a Simone, direi che dopo tutto il lavoro che fanno... Andrei a sentire un po' i ragazzini, o meglio le ragazzine del tennis, un pochino su questi risultati di Sinner. Sarà già un loro idolo, sicuro. Non dalle ragazzine, ma da Nicolò Gavarra, 12 anni. Intanto l'hai seguita la finale, hai seguito il torneo, come comunque una cosa che ti ha coinvolto, ti ha emozionato? Sì, l'ho seguito quasi tutte le partite, mi ha emozionato, è stato molto bravo. Te l'aspettavi oppure, soprattutto poi sotto i 2-7-0 hai... 7-0 pensavo che perdesse, però poi è stato bravo, ha avuto tanta testa e è riuscito a vincere. È importante la testa comunque giocando a tennis, la tua esperienza, è anche difficile, comunque è uno sport molto logorante anche dal punto di vista mentale. È una delle cose più importanti, la parte mentale, perché fa funzionare tutto il resto. Allora, qui invece... scusate. Qui invece c'è Sofia Tubino, a cui chiedo, allora, prima sentivamo che diciamo, la vittoria di Sinner può anche aiutare il movimento a far appassionare i più piccoli al tennis, così magari iniziare a praticarlo. Tu com'è che ti sei appassionato al tennis? Com'è che hai iniziato? Ma nella quarantena facevo uno sport che principalmente non mi piaceva, ho aperto il campo giù a Zoagli e ho provato e mi sono appassionata. Cos'è che ti ha fatto rimanere? Anche dopo, adesso non c'è più la quarantena, possiamo fare... La compagnia e l'allenatore. Ritornando a ieri alla partita, sia Vittorio e Nicolas, ma ieri quando lui perde nettamente i primi due, in quei momenti lì cosa bisogna fare? Cosa avrà fatto lui? Cioè, è ripartito da zero e non penso che sia facile. Sì, sicuramente, secondo me è andato avanti perché a fine del secondo set ha iniziato a esprimere un livello molto alto, si vedeva che Medvedev stava un po' calando, ha proseguito per la sua strada sicuro di se stesso e poi i risultati per fortuna sono arrivati. Importantissimo credo sia la testa in quei momenti. Sì, assolutamente, è fondamentale, ma Sinner si è sempre dimostrato un ragazzo di acciaio da quel punto di vista. Un ragazzo che si diverte in campo ed è allo stesso tempo molto sicuro e determinato di se stesso, sicuro di se stesso e determinato. Vittorio, ti è già successo di perdere 2-0 e poi vincere 3-2? No, nel senso nei nostri tornei, solamente i tornei del Grand Slam si giocano 3 su 5, quindi al massimo sotto di un set e si recupera, però 3 su 5 non esistono a livello nazionale o internazionale se non nei grandi slam. Secondo te, ecco, hai recuperato da un set, no? Il segreto qual è? Che dicono la testa è importantissima. Ma è importante non mollare a livello mentale prima di tutto,
perché se si smolla a livello di testa la partita poi va sempre in una direzione sbagliata, e poi bisogna riuscire comunque a stare tranquilli e continuare a giocare come si sa. Io coinvolgerei un po', Gloria, anche gli amici del calcio, se sono rimasti coinvolti con il tennis. Vai, allora vado qui in mezzo, vado dal collaboratore Filippo Bianchi. Filippo, allora tu il tennis lo segui, l'hai seguito? Sinner ti ha fatto un po' appassionare a questo sport o solo calcio? Tanto buonasera a tutti. Io in realtà lo seguo molto poco il tennis, sono molto sincero. Chiaro che Sinner, essendo come diceva l'allenatore lì sul palco, un po' sulla bocca di tutti adesso, è un atleta un po' del momento, sicuramente mi fa piacere che un italiano riesca ad essere a questi livelli, e sicuramente lo seguirò da adesso in poi nelle sue partite prossime. Facciamo un flash anche con Olmo, dai, su Sinner. Allora si va al preparatore dei portieri Olmo Pozzo. Ciao, buonasera a tutti. Guarda, io la partita ieri ho visto solo l'ultimo set, però sì, mi è piaciuto molto e sinceramente sono contento perché ha vinto un italiano prima di tutto, e per poi avvicinare un po' la popolazione al tennis, che magari, cioè, da quando ci sono le finali a Torino magari è un po' più di moda in Italia, ma adesso con questo magari la gente si avvicinerà ancora un pochettino di più. Assolutamente. Farei finire il giro anche del calcio qua, dai, su Sinner. Se vediamo anche qualche ancora immagine e foto che abbiamo di Sinner pure. In viaggio, noi ieri sul pullman abbiamo seguito la partita, Mattino entrava in viaggio che stava andando in Valle d'Aosta, abbiamo seguito la partita e a me personalmente il tennis piace, è uno sport che comunque d'estate, nel momento in cui diciamo, c'è la stagione calcistica ferma, ci gioco, quindi comunque quando ho la possibilità lo seguo, e naturalmente sono contento per Sinner perché è un italiano ed è stata molto emozionante, comunque è stato molto bravo, ma i risultati lo dicono. Alberto, Ma io sono allenatore di tennis. No, io sono un appassionatissimo di tennis, l'ho sempre praticato, è sempre stato il mio secondo sport. Anch'io quando facevo il giocatore professionista, quando non giocavo, quando giocavo a calcio, giocavo a tennis. L'ho sempre praticato, ho fatto anche dei tornei. Noi dove abito io c'era un torneo tutta l'estate che facevamo, proprio fatto alla grande, durava quasi tutta l'estate, era bellissimo. Sono appassionato, e logicamente il fatto ieri, come diceva lui, tutto il viaggio abbiamo visto la partita, quindi ci è anche passato per quello. Bene, e Luca? Anch'io come il mister sono un grande appassionato di tennis, anch'io l'ho praticato, gioco a paddle e a tennis adesso un po' alternativamente quando riesco. Secondo me la cosa bella è stata anche il messaggio che è passato non solo a livello di tennis ma proprio di sport, cioè lui nei primi 2 set, come ha detto lui nell'intervista, non ha visto palla, poi dopo ha avuto la forza mentale dentro la partita di risollevarsi e sugli errori di costruire una partita nuova, quindi secondo me è stato un messaggio di sport molto bello, e mi auguro che adesso il tennis venga seguito con più attenzione, perché sicuramente è uno sport che sotto l'aspetto anche proprio di valori mentali, di forza mentale, può insegnare molto, quindi molto bello. Stella, ti tocca anche a te di Sinner, ti piace come ragazzo? Devo ammettere che non sono un'appassionata di tennis. Però lo conosci, l'hai visto ieri. Assolutamente, ovviamente è stata una cosa importante, una vittoria importante. In generale quando un italiano comunque vince a livelli così alti è una vittoria un po' per tutti gli sport, non so come dire, appunto un momento di risalto comunque importante. Quindi sì, assolutamente, anche da non appassionata di tennis ovviamente ho avuto modo di seguire. Allora, visto che hai il microfono, parliamo un pochino invece della tua attività, della tua passione per gli arcieri. Allora, io in particolare insegno, sono un tecnico dal 2015 e in particolare per quanto riguarda la nostra società abbiamo un settore giovanile molto attivo, penso che si possa notare dalla partecipazione del pubblico questa sera. Appunto il bello soprattutto del nostro sport secondo me è anche questo, che dal punto di vista del fatto che è disponibile per tutti, per i settori giovanili, soprattutto anche per la parte adesso che è molto importante, il settore paralimpico, perché il nostro è uno sport in cui il settore paralimpico gareggia con i normodotati ed è una cosa molto importante e
e inclusiva per tutti. Ecco. Ecco, cosa fa un allenatore di tiro con l'arco? Ecco, che tipo di allenamento fate? Allora, intanto ovviamente dipende dal livello. Normalmente ci troviamo in situazioni in cui ovviamente abbiamo atleti di livello diverso da seguire. Nel momento in cui un atleta entra all'interno della società gli viene fatto appunto un corso di base in cui vengono insegnati le nozioni fondamentali per poter insomma praticare questo sport in piena sicurezza e poi ovviamente si è seguiti ma molto a livello individuale, quindi ogni atleta ha poi l'opportunità di scegliere quella che è la sua strada, soprattutto perché è uno sport molto variegato, esistono molte tipologie di arco, molte strade che uno può seguire sia come tipologie di gara che proprio come tipologie di arco. Appunto questa sera ne abbiamo... Ecco, questo qui davanti mi dicevi prima che è un arco olimpico, come diceva anche il Presidente, quindi questo è un arco diciamo ai massimi livelli. Poi abbiamo un altro arco là che invece ha delle carrucole, ecco, che tipo di arco è quello lì? Allora, appunto questo è un arco olimpico come quelli che vanno alle Olimpiadi, quello che appunto... abbiamo tra il pubblico in questo momento, è un arco compound, è un arco particolare, monta diciamo delle carrucole che servono a distribuire la potenza in modo diverso, può raggiungere anche potenze molto, molto importanti e al momento non è accettato nei Giochi Olimpici, ma c'è un'apertura a riguardo, si spera che in futuro venga inserito, è una disciplina che sta prendendo sempre più piede. Andrei a sentire qualche atleta, Certo. tiratore si chiama? Il tiratore. Allora, andiamo dalle tiratrici, esatto. Loro sono Alessia Garibaldi, giusto? Corretto? E Ginevra Gandolfo. E allora, io intanto ti chiedo, come mai hai scelto tiro con l'arco? Allora, l'anno scorso per la prima volta non sapevo cosa fare come sport dopo un infortunio e grazie al mio prof di ginnastica mi sono approcciata a questa disciplina. E una volta dopo aver deciso di cominciare, grazie a Marco, questo che prima per me era solo uno sport è diventato una vera e propria passione e adesso è quasi difficile separarmene. E invece con te vorrei parlare di gare, ne avete una a breve, giusto? Sì, il 4. Il 4, ma tra di voi diciamo so che vi conoscete da 6 mesi più o meno, da quando appunto hai iniziato a giocare, tu fai tiro con l'arco da 1 anno e mezzo e ti chiedo, è nata anche diciamo un'amicizia tra di voi, siete competitivi nelle gare, come diciamo vi approcciate a questo? Non siamo competitive, quando facciamo le gare ci parliamo molto. Riuscite anche a darvi dei consigli quindi? Sì. Bene, grazie. Allora, dall'arco direi andiamo un pochino... interagiamo come al solito. Campionato di Serie C, abbiamo i Sessi Levanti, abbiamo la Virtus Entella. Luca, credo che seguirai anche la prima squadra. Un po' questo momento della Virtus Entella viene da questo pareggio con la Vissel Pesaro 1-1. Io penso che la base importante della nostra società è quella che abbiamo una presidenza che ha degli obiettivi chiari, che ha ambizione, che ha idee di migliorarsi sempre, quindi questo penso che sia il punto di partenza. Poi le stagioni prendono delle pieghe diverse in base a tanti aspetti, quindi ci sono stagioni più positive, stagioni meno positive, però quando hai quella base lì alle spalle io credo che alla lunga poi tu riesca a raggiungere gli obiettivi. Io penso che quest'anno l'aspetto più importante sia quello che la società ha deciso di ringiovanire molto la rosa. Non dimentichiamoci che col Pineto avevamo 11 giocatori del settore giovanile dentro la distinta e 7 che hanno preso parte alla partita, quindi penso che a livello nazionale sia quasi un record, quindi comunque una cosa di cui andare davvero fieri. Di conseguenza, ringiovanendo tanto, i primi anni si può incappare in qualche piccola difficoltà. Penso che la società, appunto, per le competenze che ha con la presidenza, con la dirigenza e con le persone che si occupano della prima squadra, ha tutte le capacità per arrivare agli obiettivi e credo che l'obiettivo playoff sia assolutamente alla portata e come ha fatto il Lecco l'anno scorso non si sa mai, quindi vediamo. Ecco, intanto vediamo dalla regia giustamente ancora qualche immagine del derby giocata al Ferrari che credo che resterà nella storia.
Del Sestri ne facciamo parlare un pochino ad Alberto Ruvo, che peraltro sei stato allenatore del Sestri Levante negli anni scorsi. Sì, è una bellissima realtà, è una bellissima cosa avere due squadre nei professionisti come l'Intella e il Sestri. Tra l'altro 2 squadre, una l'ho allenata, l'altra ci ho giocato e anche allenato un anno. Penso che sia per tutto il movimento calcistico ligure e anche poi per quello del Levante sia una cosa bellissima. Il fatto di aver fatto questa partita a Marassi bisogna darne atto al presidente che ha avuto una bellissima idea, perché penso che facendo questa partita quel momento rimarrà nella storia sicuramente delle 2 società. Io vedrei, adesso abbiamo i 2 servizi, sia della Virtus Entella che del Sestri, vedete voi dalla regia e poi rientriamo, un piccolo commento e vediamo l'altro. Dell'andata, chiaramente il gioco di Zeman si conosce, fanno più o meno le cose che facevano all'andata, quindi era una battuta la mia per fare un complimento, però è ovvio che non ha funzionato probabilmente la poca qualità che abbiamo messo nelle ripartenze e nella zona dal centrocampo in su, quando potevamo forse far male a loro, magari non ci dovevamo illudere, non eravamo diventati Real Madrid, quindi ci sta che dobbiamo tenere duro fino alla fine. Poi adesso andiamo in casa della Torres, chiaramente è un'altra partita proibitiva, e poi avremo il Cesena, il Perugia, insomma sono tutte così le partite in questo girone. Certo che Alberto, non giocare mai in casa alla fine non deve essere semplice, no? No, non è semplicissimo, è un grosso peccato. Guarda, parli con uno che l'anno di Serie D che ho fatto a Sestri c'era il Covid e già ci siamo persi, almeno mi sono perso i tifosi del Sestri per parecchie giornate, che è veramente un peccato non avere i propri tifosi che ti sostengono, poi una squadra come il Sestri che ne ha parecchie molto molto caldi, e poi anche il fatto dove non giocare mai in un campo dove ti alleni, come succede, alla lunga qualche punto lo lasci. Bene, allora andiamo a vedere su questa bella carrellata che ci arriva dalla regia l'allenatore della Virtus Entella, allora Gallo. Il problema sta prima, nel senso che dobbiamo concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto, perché abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo chiudere la partita e poi capita, c'è stato un errore nel non seguire l'uomo da parte di Di Mario, sulla respinta, sulla grande parata di Victor, e quindi poi subisci gol. È un peccato, perché ritengo che a livello proprio di prestazione la squadra abbia fatto per gran tratti della gara un buonissimo calcio, creando, concludendo, però questo è sicuramente un aspetto che ci manca ed è una costante, quindi è un qualcosa su cui dobbiamo migliorare e lavorare. Ecco, vediamo, intanto poi si preparano, perché dalle arcieri abbiamo dei campioni del mondo, addirittura qua, così con Giacomo si preparano, ma facciamo ancora questo flash sulla Virtus. Esatto, ancora in tella, quindi sempre con Filippo Bianchi, collaboratore. Io ti chiedo un po' di raccontarci la tua esperienza. Sei passato da calciatore a comunque a un bel ruolo importante, comunque in una società importante come quella della Virtus Entella, e se ci vuoi un po' raccontare com'è andato questo percorso. Sì, diciamo che passare da giocare poi ad allenare è totalmente un'altra cosa. Quello che mi piace di più in assoluto è il rapporto che si hanno con i ragazzi, perché comunque, come diceva il mister prima,
si riesce ad avere un connubio tra la parte ludica e la parte poi seria da campo, e che permette loro di crescere. La verità è che poi in realtà anche loro fanno crescere noi, perché comunque ogni anno si impara da quello che ci dicono che fanno i ragazzi, per migliorare anche noi come allenatori e come il nostro percorso. E invece passo a Olmo Pozzo, preparatore dei portieri. E io ti chiedo invece, tu mi hai detto che sei più o meno dai 17 anni nel mondo comunque del calcio, e direi che sei un appassionato di calcio, e ti chiedo se vedi in loro la passione che avevi tu quando appunto giocavi o che hai ancora adesso. Ma guarda, io sono 17 anni che alleno e gli ultimi 4 sono stati nella Virtus Entella. Prima l'ho fatto a livello amatoriale, ho giocato da quando avevo 6 anni, ho smesso a 35, e ti dico che la passione che hanno loro a volte è molta di più di quella che voglio da ragazzo, e veramente mi trasmettono la voglia che hanno di imparare, di crescere, di migliorare, e che è una cosa impagabile per un allenatore, perché ti fanno capire che ti seguono, cercano di fare quello che tu proponi nelle sedute, ed è una soddisfazione grandissima. E hai un consiglio da dare a loro? Ma guarda, l'unica cosa che mi sento di dirgli è di non smettere mai di avere voglia di migliorare, di migliorarsi, di cercare sempre di fare di più e di non mollare mai. Grazie. Marcello, vuoi raccontare un po' tutti i tuoi campioni che hai? Qua ce ne sono già. Devo dire la verità, noi vantiamo veramente tanti bravi atleti. In questo momento noi abbiamo Azzoni Jacopo che è nella nazionale giovanile, abbiamo 2 atleti che non sono presenti perché sono a fare un raduno, una è Cinzia Rosiglia che è addirittura nei gruppi sportivi della polizia, abbiamo Michele Godano che anche lui andrà a breve a fare i campionati del mondo in Croazia, e poi abbiamo un passato, diciamo, dove abbiamo avuto atleti nella nazionale quasi tutti gli anni. Abbiamo avuto per esempio Vicini Davide che anche lui nella sua categoria di arco istintivo è stato molto nazionale. Abbiamo Sara Noceti e Alessio Noceti che sono pluricampioni del mondo, anche noi sempre in nazionale. Abbiamo i giovani che pian piano stanno andando avanti. Da noi si comincia a fare il trofeo Pinocchio, che è quello per i ragazzini, e abbiamo le nostre 2, Laimaia e gli altri 2 ragazzi che hanno vinto. Quindi, diciamo, devo dire la verità, abbiamo... Allora Andrea, cominciamo dal campione del mondo, visto che... Sì, Noi ci riusciamo a far vedere anche bene l'arco, che ne vale la pena, direi. Ok, dai. Smontiamo tutto però. Ok, prima... Non ti preoccupare, succede sempre anche a me. Allora, loro sono Sara e Alessio Noceti, 2 fratelli. Allora, Alessio ha iniziato nel 2009, Sara nel 2010, quindi diciamo che sono un bel po' di anni, 2 veterani, 2 esperti, come hanno detto, diciamo, i più giovani. E vi chiedo appunto la vostra esperienza in questo campo, e una cosa bellissima che mi avete detto prima, che mi avete rubato il cuore con questo piccolo aneddoto che vale la pena dire, quindi lascio a voi la parola. Allora, io ho iniziato tra virgolette per gioco, perché comunque sia facevo un altro sport e poi causa chiusura del circolo ho cambiato, ho provato a tirare con l'arco e da lì è iniziata questa passione che è diventata come una droga, tutti i giorni allenarsi, e poi sono arrivati i risultati. E tuttora ti alleni tutti i giorni? Se riesco sì, e poi dipende anche dal lavoro eccetera, però essere passato da essere il più giovane, il più piccolo della società, a vedere adesso di essere uno dei più, tra virgolette, anziani di esperienza, fa comunque piacere, ti fanno venire anche voglia di allenarti vedendoli che ci mettono tanta passione come avevo io all'inizio. Complimenti. Allora Sara, chiedo a te la vostra curiosità, diciamo. Ma nel 2016 a Dublino abbiamo vinto insieme lo stesso giorno il titolo di campioni del mondo. Quindi direi
una bellissima soddisfazione, e visto che l'abbiamo qua io direi, se mi ha detto forse più Alessio che è il suo arco, se ce lo vuoi un po' spiegare, non nei minimi dettagli magari, se no siamo qui 5 giorni, però è molto complicato. Sì, questo diciamo che è l'arco più tecnologico che c'è. Si chiama Compound e io, allora, aneddoto, io questo non ci ho vinto il mondiale. Questo lo faccio per passione, come passatempo così, però per far vedere le differenze tra gli archi l'abbiamo portato. Quello del mondiale è tipo appeso in casa come un trofeo, oppure... Quello con cui mi alleno, però non ho né mirino né stabilizzatore, io miro con la punta della freccia, quindi molto più semplice rispetto da vedere. E niente, ha un mirino con una diottra con una lente di ingrandimento, si rilascia la freccia con uno sgancio meccanico, non con la patella, con le dita come siamo abituati a vedere, e le gare sono più precise. Qua si gioca si vince chi fa più 10. L'errore magari da primo passi a quinto, si gioca proprio al millimetro. Okay. Molto bene, grazie. Bene, bravissimi. Grazie. Allora, Luca, andrei un pochino in piscina, ci fai un aggiornamento sulla pallanuoto? Andiamo in piscina, certo, senz'altro. Diciamo che in questo momento tutta l'attenzione è rivolta sul campionato di A2, soprattutto per noi la A2 maschile, perché come sapete la A1 sia maschile che femminile sono fermi i campionati, perché stanno preparando i campionati del mondo, i campionati mondiali. Dopo gli europei ci sono i mondiali e sia la squadra maschile che quella femminile in questi campionati dovranno conquistare il passo olimpico, quindi insomma una manifestazione, oltre al risultato in se stesso che è un campionato mondiale, sempre un campionato mondiale, però poi diciamo che il pass per le Olimpiadi, poi per un atleta diciamo della pallanuoto, lo sappiamo, l'Olimpiade è il massimo, come penso anche per un arciere, ecco. E quindi la 2 ha visto purtroppo le nostre squadre qui del Tigullio perdere tutte e due, entrambe, perché il Chiavari ha perso in casa col Torino, una sconfitta che tra due dirette concorrenti per i playoff, quindi non netta, perché ha perso per 14-12 proprio nell'ultimo tempo. Erano riusciti il Chiavari a conquistare la parità, poi il Torino con un break di 4-0 è riuscito a portarsi avanti e a portare in fondo la partita. Quindi però comunque nulla siamo in inteso, siamo al prossimo turno, ci sarà finirà il girone d'andata, quindi poi c'è ancora tutto il girone di ritorno. Il Lavagna ha perso con la capolista la Florenzia in quel di Firenze per 16-12, quindi direi una sconfitta che ci sta, quindi una sconfitta che ci può stare, con la prima in classifica che ha punteggio pieno, quindi il Lavagna diciamo che sarà importante per il Lavagna e il Chiavari il prossimo turno, ecco, perché Lavagna ospiterà il Brescia che è terzo e il Chiavari quindi dovrà giocare adesso, scusate che vabbè, poi lo diciamo il prossimo intervento lo dico, ecco. Adesso però saranno due partite importanti perché chiuderanno il girone d'andata e quindi da lì si potrà poi capire la classifica, cosa potranno aspirare le due squadre, ecco. Tra l'altro il Chiavari sarà qua la prossima settimana. Esatto, avremo il Chiavari la prossima settimana. Allora io ritornerei un pochino sul tennis. Sono arrivati, avete mandato qualche bella foto della vostra struttura, insomma un po' di tutti i campi, che prego la regia se riuscite a mandare in onda, e intanto con Nicolas e anche Vittorio se riusciamo a fare un po' una fotografia oggi oltre alla 1, no? Sì, diciamo che il nostro quotidiano è fatto di più di 100 bimbi della scuola tennis e ragazzini, dall'agonistica alla non agonistica, e abbiamo iscritto più di 15 squadre ai campionati giovanili. E qui vedete appunto i nostri campi, sono campi in erba sintetica e ci sono anche campi da padel. Abbiamo raggiunto buoni risultati con diverse squadre, alcuni dei nostri ragazzini sono stati convocati ai raduni nazionali e diciamo che sì, il nostro quotidiano è fatto praticamente di questo, di bambini con racchetta in mano, cerchiamo di far sì che questi bimbi siano sorridenti come gli ultimi. Quella è una bella foto dall'alto, no? Che esatto, questo è il dire... nostro circolo dall'alto, ci sono 3 campi da tennis e i 3 campi da padel, in più c'è un campo da tennis che quando si vede rimane a destra della foto,
con una clubhouse. Che non si direbbe quasi a Santa tutto questo sì, spazio, esatto, invece c'è. esatto. Diciamo che lo spazio è quello che è, ma è sfruttato molto bene, secondo me. E quindi siamo contenti di quello che stiamo facendo e del posto in cui lavoriamo e passiamo le nostre giornate. Ecco, ci sono due atleti, due tennisti che andiamo un po' a sentire. Allora, qui abbiamo dalla mia sinistra Vincenzo Fusco e Gianmatteo Costa. Allora, partirei da Gianmatteo, ti chiedo tanto da quanto tempo è che giochi a tennis? Gioco da quando ho 5 anni. Ok, adesso ne hai? Ora ne ho 13. Ok, e brevemente ci racconti come funziona un allenamento, tanto quante volte vi allenate? Dipende, io mi alleno 3-4 volte alla settimana e 1 ora e mezza con l'atletica dopo l'allenamento tennis. Ok, e a Vincenzo Fusco invece chiedo chi è il tuo, se hai un tennista preferito o una tennista preferita? Il mio tennista preferito è Nadal. Come mai? Cosa ti piace in Nadal? Mi piace il suo gioco e anche perché è mancino come me. Grazie mille ragazzi. Visto che abbiamo diversi genitori, non so se riusciamo a cogliere una battuta per i 3 sport, vediamo un pochino. Ritorniamo, qua abbiamo degli atleti, oltre a quelli del tennis, i 2 calciatori, sia Luca che Giorgio. Un pochino la vostra storia, Luca, so che sei già stato campione d'Italia con il primo scudetto della Virtus Entella. Sì, è stato... la Virtus Entella ormai per me è una parte di vita sportiva e non davvero importante perché ho iniziato qui, diciamo, la prima esperienza da giocatore, vincendo lo scudetto juniors e avendo la fortuna di esordire in prima squadra in Entella Spezia in Serie D, quindi comunque anche una bella cornice di pubblico e di partita. E poi sono tornato quando avevo circa 20 anni, io ho smesso molto presto di giocare nel ruolo di allenatore. Sono già adesso 12 anni che sono qui come allenatore, ho cambiato un po' di categorie, nel senso che ho fatto inizialmente collaboratore con i più grandi, poi sono andato con i più piccoli, poi adesso sono con una fascia d'età diciamo media e quest'anno sono riuscito a ottenere il patentino UEFA a Coverciano, quindi comunque anche a livello professionale sono riuscito a completare un po' un percorso e niente, la fortuna è che qui a Chiavari si riesce a lavorare in maniera tranquilla, si riesce a poter esprimersi totalmente, quindi per questo devo ringraziare la società e tutte le persone che collaborano con noi. E l'ambiente è ottimo e quindi per noi è più semplice potersi esprimere. Ecco, quando è che l'allenatore in tutte le attività, no? Anche in quelle sportive, in questo caso l'allenatore, uno punta insomma, a salire, a andare sempre avanti, no? Quando è che scatta, adesso per dire, tu pensi di poter un domani allenare una squadra, una prima squadra? Beh, allora, se uno non pensasse quotidianamente di poter crescere e di migliorare, probabilmente non potrebbe neanche affrontare questo mestiere o questo tipo di lavoro. È chiaro che adesso la mia missione primaria, come tutta quella dei miei collaboratori, è quella di migliorare il più possibile i ragazzi per la società, permettere a loro di crescere, permettere di portare i più giocatori possibili avanti in modo che siano pronti un domani per la nostra prima squadra, quindi questo è l'obiettivo primario. Quando sei all'interno del settore giovanile penso che uno debba concentrarsi al 100% su questo. Poi è chiaro che ognuno di noi deve lavorare con l'idea di potersi migliorare e crescere perché altrimenti, ripeto, non farebbe le cose secondo me al 100%. Quindi è chiaro che l'obiettivo di crescita c'è, però adesso l'obiettivo è la loro crescita. Bene, tanto che li vediamo, poi andiamo ancora un pochino, che poi molto funzionale è sempre lo staff, no? Che stasera siete in 4 il tuo staff. Sì, posso permettermi anche di salutare il nostro dirigente Antonio Grullo che non è potuto venire perché aveva piccoli acciacchi di malanni di stagione, però per noi è una figura fondamentale, nel senso che è una persona che veramente ci dà una mano enorme nell'aiutarci e ci permette di concentrarci sul campo, perché lui si occupa di tutti gli aspetti logistici, di tutte le cose fuori campo e quindi lo ringrazio davvero di cuore. Bene. Roberto, tu volevi un papà, io ti ho trovato un papà che si chiama Roberto, quindi vale doppio questo, direi. Benissimo. Che per questa sera se va bene così. E allora, sei un papà, sei un appassionato di calcio e ti chiedo come vedi questi ragazzi che tra le altre cose sono contentissimi del tuo intervento. Sì, sono
sono molto contenti quando vanno all'allenamento, quando tornano, un ambiente sano all'Entella, che loro, diciamo, sono sempre soddisfatti anche di come li trattano i mister. Poi loro li conosco tutti benissimo, perciò loro fanno tutti i simpaticoni, si girano, però sono veramente soddisfatto anche che mio figlio si trovi in un gruppo del genere. Grazie mille. Allora, riandrei sul calcio con Giorgio Dionetti, che ha segnato ieri, ma un pochino la tua storia da calciatore, no? Come la raccontava prima Luca. Io sono calabrese di origini, di Siderno, un paese in provincia di Reggio Calabria. Ho iniziato le giovanili a Catanzaro e ho fatto tutto il percorso lì alle giovanili nel Catanzaro Calcio. Successivamente ho iniziato il mio girare, sono stato al Potenza, ho fatto 1 anno e mezzo lì in Serie D, con cui ho avuto la fortuna anche di vincere il campionato in Serie D e andare in Serie C con loro. Successivamente sono stata alla Virtus Verona e anche lì ho avuto la fortuna di poter vincere con loro il campionato e andare in Serie C. Successivamente sono stato a Castellammare di Stabia e da lì poi sono stato l'anno successivo a Rimini, poi Lucca, poi a Novara con le Regi Ticino e adesso quest'anno mi trovo qui a Lavagna. Ma come hai fatto ad arrivare a Lavagna? Comunque è un'opportunità che è nata all'inizio di giugno, all'inizio della stagione, e sono venuto qui, non c'ero mai stato, era il primo anno in Liguria, c'ero stato solo da avversario. E niente, comunque è stata... Trovi bene? Sì, la zona, il posto è molto bello, la società è una società seria, una società con degli obiettivi, comunque... Bisogna salvarsi però. Beh, certo, quello è l'obiettivo fondamentale. E mister? Per forza bisogna salvarsi. Sono tornato perché c'è questo spirito di rivalsa per riuscire a salvarsi, anche perché, come diceva Giorgio, è un peccato che una società come la Lavagnese non possa rimanere in Serie D come c'è stato tanti anni, quindi noi dobbiamo fare di tutto per far sì che ci rimanga. Bene, tra l'altro salutiamo Stefano Compagnoni, presidente da tantissimi anni. Sì. Allora, ci sono dei piccolini che, sono curioso, avranno un arco un pochino più piccoli, no? Perché abbiamo Giacomo, vediamo un po' in prima fila da quelle parti. Allora, vediamo India Raffo che ha 8 anni. Roberto chiedeva se avete degli archi più piccoli, cioè raccontaci un attimo con che strumento tirate. È più piccolo di quello, senza il... Vabbè, ma comunque è più piccolo, Com'è che hai iniziato a tirare con l'arco? Com'è che sei stata coinvolta, mi dicevi prima? Sì, grazie a mia sorella che ha iniziato lei a tirare. Poi ci sono andata dietro e mi è piaciuto. Cos'è che ti è piaciuto? Guarda le gare di mia sorella. Allora, invece, Nicolò Croce, gli chiedo, prima parlavamo molto dell'aspetto mentale, lo parlavamo per il tennis. Io immagino che anche il tiro con l'arco sia fondamentale l'aspetto mentale e la concentrazione. Sì, perché per fare dei punti più alti bisogna essere tranquilli, non avere scatti, paure, roba del genere. E allora lì... Vi insegnano anche a respirare in modo da rimanere calmi, da muovervi il meno possibile, immagino? No. No. Allora, invece. Allora, qui abbiamo appunto Imalia Raffo, sorella appunto di India, ma diciamo tu avevi iniziato prima a fare tiro con l'arco e con tua sorella, immagino è una cosa diciamo che facevate già in famiglia, oppure tu come hai iniziato? Guardavo, ho iniziato a 9 anni
e guardavo spesso la TV. Ho trovato una ragazza un cartone che e continuava a tirare con l'arco e quindi mi sono appassionata, ho iniziato. Ecco, esatto. E poi quando iniziate era esattamente come ti immaginavi oppure era un po' diverso? Come... No, era diverso perché lei aveva l'arco nudo, io ho l'arco olimpico. E invece qui, allora, con Marilyn Calegari, allora, ci racconti come funzionano gli allenamenti, cos'è che allenate per tirare con l'arco? Nel senso, immagino ci sia una parte di concentrazione, una parte magari più fisica. Sì. Tanto, il bersaglio a quanto è distante intanto per capirci, che magari qui le persone da casa non hanno ben all'incirca quanto è distante sono, quanti metri sono? 10, 18, 25. Così. Ok, quindi diciamo non è semplice comunque centrarlo. No. Grazie mille ragazzi e Nicolò. Ringraziare Marco, il nostro allenatore, che ci ha aiutato e ci ha fatto arrivare fino a questo punto. Grazie Marco. Conosciamo Marco, dai. Facciamo un saluto. Marco Noccetti, tutto il primo livello, i ragazzi mi pare siano affezionati. Sì, io sono l'istruttore primo livello che inizio chi arriva a approcciarsi al tiro con l'arco, le prime nozioni. Ecco, brevemente quali sono le prime nozioni? Sicuramente la sicurezza, poi che non si facciano male, perché magari posizioni che non vengono bene o meno, da controllarli al momento e poi piano piano portarli avanti. Se siamo qua, me ne approfitterei un attimo, Roberto. Posso chiedere? Allora, perché qui abbiamo anche Davide Vicini che oltre a tirare con l'arco costruisce archi. Allora, intanto quanto tempo ci vuole, come si fa a costruire un arco? Costruire un arco non è una cosa semplice. Costruire un arco come questo, che è un lombò, un arco molto semplice, ci vuole una settimana di lavoro. Si tratta di preparare le lamine, incollarle tutte assieme, fare l'impugnatura, incollare tutto questo monolitico. Fa parte della categoria tiro istintivo. Ecco, cos'è tiro istintivo? Ce lo puoi spiegare? Tiro tradizionale, non c'è nessun ausilio di mira, non ci sono bilancieri, non c'è niente, si tira come si tirava nel Medioevo. Esattamente come questo è il classico lombò che è stato usato nella guerra dei 100 anni e tutto il Medioevo. Qui invece abbiamo un arco ricurvo che presenta appunto per l'appunto le ricurve, che è un arco di foggia asiatica, perché per l'appunto in Asia usavano archi ricurvi e noi in Europa usavamo questi lombò. Il lombò è il classico arco tipo di Robin Hood, che ha una forma a D, completamente a D. Diciamo che oltre al fatto sportivo c'è anche proprio un fatto culturale, anche storico dietro. C'è un fatto culturale, chiaro. Ed è spiegare tutto ci vorrebbe una serata dedicata proprio. Mi sa che non sono d'accordo qua. No, infatti si parte dalla preistoria, quindi sarebbe veramente lungo il discorso. Però, quindi questo è un arco semplice. Il lombò in gara deve usare per forza una freccia di legno, quando invece il ricurvo lo può usare di carbonio, questa. E le gare che facciamo noi non si fanno nei paglioni che avete visto prima, ma si fanno nei boschi. È una specie di percorso simile venatorio, dove noi tiriamo a delle distanze che partono da 5 metri e arrivano a 30 per una federazione e per un'altra fino a 55 metri. E si tira su animali finti in poliuretano, quindi possiamo trovare un piccolo animale tipo una lepre a 5 metri e poi si può trovare un bisonte a 30 metri. È una cosa un po' tipo biathlon senza neve, non vedi una scemata? È un percorso venatorio, quindi si va nei boschi, ci sono 24 piazzole, si parte da una piazzola, si fa tutto il giro del campo, chi fa più punti vince. Grazie mille Davide. Allora, andiamo ancora nell'Under 13 della Virtus Entella perché abbiamo due atleti pronti a tirare un rigore, dai. Esatto, non proprio perché abbiamo qui un portiere, quindi a parare. Casi estremi. Siamo qui con alla mia sinistra Mattia, alla mia destra Alessandro, entrambi 12 anni, entrambi più alti di me, già questa cosa non mi va tanto bene. Comunque, allora Mattia è il capitano e ti chiedo com'è essere il capitano?
È una bella responsabilità perché comunque devi essere l'esempio della squadra, devi comunque calmare anche gli animi se succede qualcosa e quindi comunque è un impegno che però sempre con la passione tutto si risolve e comunque basta. Vabbè, una bella soddisfazione comunque. Diciamo che abbiamo tantissimi fan. Ecco, noi dobbiamo sentire, giustamente Luca dice qualcosa del racconto aver battuto la Juventus. Esatto. Poco, ecco. Chi lo vuole spiegare? Vado dal capitano e dal portiere. Vai te. È un'emozione molto strana perché se penso all'anno scorso che comunque giocavo nella squadra, in una squadra dilettantistica, non mi sarei mai aspettato di incontrare squadre di livello come la Juve e poi soprattutto di vincere segnando anche un gol e comunque essendo capitano. Quindi veramente un onore e una grande responsabilità. Grazie Mattia. Bravo. Andiamo adesso però da Alessandro. Alessandro è il portiere. Ti chiedo, come mai hai scelto la porta di difendere i pali? Ho scelto la porta perché quando ero piccolino giocavo ai giardinetti con i miei amici e invece di usare i piedi usavo sempre le mani e quindi mi mettevano sempre in porta. Vabbè. Bello, bellissimo. E con i mister come ti trovi? Con i mister mi trovo molto bene perché ci allenano in maniera concreta e molto adeguata. Prima Olmo appunto diceva bisogna sempre, gli auguro di migliorarsi sempre di più. Lo pensate anche voi? Pensate di poter sempre di più migliorare? Sì, il mio obiettivo è migliorarmi sempre di più e arrivare a grandissimi livelli. Come Courtois, giusto? Grazie. Io vorrei fare intervenire un pochino Olmo, ecco, quali sono come gli allenatori dei portieri, sono sempre, insomma, intanto perché è una tipologia di ruolo che ha un allenatore, non so, perché i difensori ce n'hanno uno e basta, i centrocampisti, i portieri hanno gli allenatori dei portieri. Dei portieri perché il portiere ha un ruolo a sé particolare, pensa che degli 11 è l'unico che può prendere la palla con le mani. E sì, praticamente sì, è un ruolo folle in un mondo del calcio. E per fare il portiere Ale e Clark hanno tutte le caratteristiche, perché sono un pochino matti, sono simpatici, hanno voglia di lavorare e hanno voglia di migliorare, la cosa che non deve mai mancare, bravo. E basta, anch'io basta. Grazie. Olmo, tu sei stato, lo diciamo per chi non ti conosce, un grande portiere. Raccontaci qualcosa. Ma guarda, io ho cominciato a giocare in porta, a differenza sua perché odiavo correre. Per quello che mi sono messo in porta, perché pensavo di faticare meno, invece poi mi sono trovato a faticare più degli altri. E a livello di prestazioni fai conto che ho fatto le giovanili alla Samp, poi ho fatto un po' di Serie D, tanti anni di eccellenza e ho finito in promozione. E basta. Fondamentalmente hai tanta esperienza da trasmettere ai portieri. Esatto, tanta esperienza magari sì, abbastanza, ma più che altro passione e voglia di migliorare, di lavorare. Ti posso chiedere com'è stato lasciare dopo comunque tutti questi anni con una passione così grande? Guarda, io devo dirti la verità che ho finito a 35 anni in maniera che ero praticamente arrivato al limite, nel senso sono arrivato a un punto che non avevo più voglia di giocare, però non avevo... Hai sentito che era il momento, te lo sentivi? Esatto. Ho avuto un paio di situazioni che non mi sono piaciute a livello societario e problematiche di questo genere, quindi era giusto finire. Poi è arrivata la chiamata alla Virtus Entella e non ho potuto proprio rifiutare, nel senso che magari avrei potuto pensare di fare qualche altro anno e magari allenare sempre come stavo facendo, ma non era permesso e quindi ho deciso di mollare, di appendere i guanti e mettere i panni dell'allenatore, bacchettone. Bacchettone.
Benissimo. Allora, ci avviciniamo alla fine, salutiamo, cominciamo i saluti. Stella, sì? Sì. Allora, ancora tanti quali sono gli impegni futuri? Ok, allora sicuramente i prossimi impegni appunto più vicini sono i campionati italiani che abbiamo fra un mesetto. Credo che molti dei nostri atleti siano qualificati al momento, la circolare dovrebbe uscire nei prossimi domani, ok, nei prossimi giorni, quindi saranno a Pordenone e dovremo appunto avere un bel numero di atleti. Sicuramente abbiamo questo come prossimo impegno. Subito a ridosso dei campionati italiani troveremo gli europei indoor dove abbiamo appunto altri 2 nostri atleti convocati, che ovviamente è un risultato molto importante, 2 atleti che partecipano soprattutto su uno sport dove i numeri sono molto ristretti. 2 della nostra società ovviamente è un ottimo risultato, quindi siamo molto contenti. Bene. Marcello, allora buona avventura con gli arcieri. Cerchiamo di andare avanti, di crescere il più possibile. Abbiamo tanti giovani, a noi ci fa piacere perché logicamente avendo un vivaio di giovani poi possiamo crescerli piano piano. Insomma, diciamo che la società fra 2 anni compirà 40 anni. Abbiamo la fortuna di avere anche uno dei fondatori ancora con noi, Nino Antonio Zuddas, quindi... Ecco, salutiamolo un po', ecco, se riusciamo... Stai lì. Stai lì in piedi. Cameraman davanti, non di dietro, che così lo becchiamo in faccia. Ok? E quindi dico, per il momento siamo una società che cerca di crescere il più possibile e ci riteniamo abbastanza ecco, lì inquadrato fortunati il fondatore, Benissimo. Allora prepariamoci ai 40 anni, Ci prepariamo ai 40 anni e faremo una grande festa. Benissimo. Spero con grandi risultati. Benissimo. Allora, salutiamo il grande tennis di Santa Margherita Ligure con i presenti sugli spalti qua in platea. Vittorio e Nicolas. Grazie, come ci grazie lasciamo? mille. Bisogna organizzare la prossima volta con la finale insomma, di Vavassori, Esatto. portarlo qua. Esatto, per il nostro Va prossimo bene? campionato. Ok, bene. Il mister Luca. Grazie per l'invito. Volevo veramente ringraziare sia il mio staff perché sono persone competenti e che mi aiutano veramente tanto nel mio lavoro e quindi sono persone importantissime, e vorrei ringraziare anche i genitori di questa leva perché è difficile davvero avere 24 ragazzi con questa educazione, con questo rispetto dei valori, con questo veramente con questa diciamo, come si può dire, totalità di aspetti tutti insieme, quindi veramente un grazie di cuore a loro perché se i ragazzi sono così il merito senz'altro è loro. Allora un applauso anche al mister. Bene, allora ci salutiamo Alberto Ruvo, forza Lavagnese. Per forza. Allora una settimana, insomma in 10 giorni avete 3 partite fondamentali. Abbiamo 3 partite fondamentali, però bisogna giocarne una alla volta. So che la Rosa ha avuto qualche defaillance in questo periodo. Sì, però la società ha intervenuto sul mercato, quindi c'è la Rosa, quindi non è un problema di chi gioca, ma un problema come si gioca. Allora salutiamo tutto lo spogliatoio, lo facciamo con Giorgio. Allora preparati a fare qualche gol ancora. Speriamo. Sei uno che segna o è un... speriamo da di centrocampo arrivi a segnare? Sì, è quello... Ce lo spingo, ma... Se lo spieghi? Ce lo spingo spesso. Se lo spingi. Bene, grazie. Gloria. Salutiamo la nostra squadra. Buona settimana, buono sport, buona settimana e lunedì prossimo Telepace sempre Euro 21, Luca. Sempre Euro 21, mi scuso per la dimenticanza di prima, la Chiavari Nuoto giocherà contro l'Arenzano in trasferta, una partita non semplice perché l'Arenzano è una squadra molto giovane, sta giocando un ottimo campionato, però il Chiavari saprà senz'altro farsi valere e comunque sentiremo direttamente da loro la settimana prossima le impressioni su questa partita.
Allora, Sinner 2, tutto bene, sì. Tutto bene. Va bene. Io non assomiglio a Sinner. Gloria, no. Va bene. Allora, va bene lo vediamo la stesso. Sinner femminile, che tra l'altro, qual è in Italia, Nicolas, una ragazza che da puntare sul tennis? La più alta in classifica penso sia la Cocciaretto o la Paolini, intorno alla 30ª posizione mondiale. Benissimo. Ok, grazie a tutti, buona settimana, ci vediamo la prossima settimana. A lunedì.